Quella dell'attività mineraria in Sardegna è una storia antichissima. Già in epoca preistorica si era compresa la grande importanza di scavare la roccia per ricavare strumenti e utensili della vita quotidiana. Ma è soprattutto dal XIX secolo che l'attività ha avuto grande sviluppo e diffusione. Oggi la grande industria mineraria, non più sostenibile e vantaggiosa per l'economia isolana, ha lasciato in eredità tantissimi siti dismessi. Ma se alcuni sono abbandonati in rovina, tanti altri sono oggi musei a cielo aperto, importanti testimoni di un passato neanche troppo lontano che vedeva nelle fabbriche un futuro radioso di crescita e sviluppo. La miniera di Montevecchio, a pochi chilometri da Guspini, è nata sui filoni minerari di piombo, argento e zinco tra Guspini e Ardus. È uno dei gioielli dell'archeologia industriale nell'isola. Il progetto di sfruttare il sito sulle tracce dei filoni di galena argentifera e blenda portò nell'area guspinese uno stabilimento che in pochi anni divenne una delle miniere più importanti e grandi nell'isola, e non solo, e grazie a macchine e tecnologie all'avanguardia arrivò a una produzione intensa con migliaia tra impiegati e operai. Un miraggio anche per gli uomini e le donne della zona, che abbandonarono il duro lavoro dei campi alla ricerca di più stabili condizioni di vita. Chiusa l'attività nel 1991, dal 1996 è entrato a far parte del Parco Geominerario della Sardegna e oggi si può conoscere grazie a un intervento di musealizzazione, visite guidate e a un grande archivio di immagini e documenti. La visita è articolata per percorsi diversi. Tra i più suggestivi che possiamo seguire c'è quello di Piccalinna. In sardo campidanese, su Piccalinna, è il picchio. Questo perché gli agricoltori e gli allevatori della zona vedevano i minatori lavorare in quest'area sulla superficie e fare delle gallerie direttamente nel versante della montagna. Quindi loro associavano il lavoro di scavo dei minatori al lavoro di scavo del picchio nel tronco dell'albero. Per questo il toponimo dell'area è ancora oggi Piccalinna. 1848-1991, ma ci sono stati poi dei cambi di società. 1848 è stato Giovanni Antonio Sanna il fondatore. Lui, un imprenditore di Sassari, arriva qua chiamato dal prete di Guspini che aveva fiutato l'affare perché il giacimento era già conosciuto. Quindi qua si estrae galena argentifera e blenda, da cui si ottengono rispettivamente piombo, argento e zinco. Giovanni Antonio Sanna ottiene la concessione di scavo da parte del Regno Sardo Piemontese e inizia quindi l'industria. Nel 1933 i suoi eredi poi venderanno tutto a un'altra società che si chiama Montecatini, che diventerà poi, durante gli anni 60, Montedison. La proprietaria quindi della Montevecchio è la Montedison fino agli anni 70, anno in cui c'è un altro cambio di gestione. Si passa alla gestione statale per mezzo dell'ENI, quindi lo Stato sovvenziona l'ENI per gestire la miniera per cercare di salvare posti di lavoro. Dal 70 al 91 però sarà un lento chiudere di tutti i cantieri. Questo cantiere per esempio chiuderà già nel 1981, l'ultimo nel 91. Diventa poi nel 96 Montevecchio parte del Parco Geominerario della Sardegna e museo a cielo aperto. Dobbiamo immaginare che il giacimento minerario va nel sottosuolo, serve quindi un pozzo per raggiungerlo. Sotto questa torre c'è un grande pozzo verticale profondo 400 metri e ci sono 12 piani, 12 livelli di gallerie proprio sotto di noi. Noi siamo a 290 metri sul livello del mare circa e il pozzo è profondo 400, che significa che si va anche sotto il livello del mare. La vita della miniera è regolata come un cronometro. Questa è la sala comando degli ascensori. L'indice segna le tappe della discesa. Se guardiamo all'interno del pozzo vediamo due ascensori, due gabbie
Infatti questi montacarichi venivano chiamati proprio gabbiotti, servono a raggiungere il sottosuolo oppure a portare in superficie il minerale estratto. Sono fatti appositamente per accogliere i vagoncini come quello che vediamo là dentro. Se ci avviciniamo infatti possiamo vedere che all'interno ancora ci sono dei piccoli binari che servivano a mantenere fermo il vagoncino. Quindi questo è il Pozzo San Giovanni. Ha 12 livelli, la prima galleria prende l'aria direttamente dalla superficie. Nelle altre invece viene introdotta l'aria compressa che fa quindi circolare l'aria anche nel sottosuolo. Alcuni di questi fornelli vengono usati anche dai minatori con delle scale a pioli per muoversi da un piano all'altro. Allora, questo macchinario si chiama argano a bobine e serviva appunto per far salire e scendere gli ascensori all'interno del pozzo. Le bobine sono queste due grandi ruote che accolgono i cavi d'acciaio. Abbiamo un solo motore per entrambi gli ascensori, il che significa che si muovono in maniera alternata. Mentre un ascensore sta nel fondo del pozzo, l'altro sarà sicuramente in cima e viceversa. Inizialmente funziona a vapore. Non c'è ancora l'elettricità, si aziona grazie a una fornace che brucia del carbone e produce vapore. Soltanto nel 1930 arriverà poi qua l'elettricità. In questa sala possiamo vedere Sullivan. Lui è un vero e proprio gioiellino dell'archeologia industriale, è qui dal 1903. Lui produce aria compressa che viene utilizzata per 3 ragioni essenziali all'interno delle gallerie: azionare i martelli pneumatici e le macchine perforatrici, per la ventilazione, quindi per la circolazione dell'aria nel sottosuolo, e anche per l'illuminazione. Sullivan quindi è il vero e proprio cuore del lavoro all'interno delle gallerie. Questa foto è stata scattata nel 1937. Vediamo che le vasche sono nuove di zecca, appena costruite, ma la laveria non è ancora completa e manca anche un'altra cosa molto importante: il pozzo Sartori. Quello in cemento armato sorgerà poi in questa posizione nel 1941. Si sta ancora trivellando. Nel percorso levante si osserva un altro edificio, simbolo di Montevecchio, il Pozzo Sartori. Quello è il Pozzo Sartori, l'ultimo a essere stato costruito nel 1941, quindi si trivella, si scava un nuovo pozzo di estrazione e si costruisce anche la torre. Sartori è stato l'ingegnere che ha amministrato la Montecatini, proprietaria della Montevecchio, dal 35 al 41. Sarà colui che ha portato, diciamo, al massimo splendore la miniera Montevecchio. Si tocca infatti l'apice negli anni 50 con 3.750 dipendenti a Montevecchio. La presenza delle donne nelle miniere sarde, nell'arco di tempo che va da metà Ottocento fino agli anni 40 del XX secolo, è stato notevole. Il lavoro dava loro la possibilità di essere indipendenti, di aiutare la famiglia, mostrando una straordinaria capacità organizzativa e favorendo l'emancipazione femminile, che sarebbe tornata utile a tutte. Cosa fanno le cernitrici? Quindi selezionano il minerale che arriva dal sottosuolo e mandare avanti nel processo soltanto il minerale ricco. Abbiamo visto estrazione e lavaggio, qui invece si fanno le riparazioni, che significa che tutti i complessi macchinari utilizzati all'interno delle gallerie e delle laverie vengono riparati direttamente all'interno della miniera. Prima officina meccanica è l'edificio alle mie spalle, costruito nel 1880, diventa poi falegnameria e la nuova officina meccanica verrà costruita di fronte in questo capannone. L'altro edificio sulla sinistra invece è la fonderia. Quindi qua non soltanto si riparano i macchinari, ma si producono anche i pezzi di ricambio necessari alla quindi riparazione di questi macchinari. Questa è la fonderia. Essenzialmente qua si facevano 2 cose: la produzione degli stampi e la fusione dei metalli.
Se guardiamo nelle foto vediamo a destra un operaio che sta creando un nuovo stampo. All'interno di questi elementi che servivano a mantenere appunto in forma lo stampo veniva adagiato il modellino di legno e si cuoceva poi lo stampo. Veniva rimosso il modellino di legno e si poteva procedere con la fusione del metallo. Nell'altra fotografia infatti gli operai stanno lavorando col metallo fuso. Gli operai ricevono degli appartamenti e possono vivere direttamente all'interno del cantiere anche con la propria famiglia, mentre gli impiegati e i dirigenti vivono su al borgo Montevecchio, dove stanno tutti i servizi. L'alloggio per i minatori scapoli è un posto a letto all'interno dei cameroni, mentre i minatori o i dipendenti che decidono di vivere qua con la famiglia possono fare richiesta e ottenere un piccolo appartamento, un bilocale, composto soltanto di zona giorno e zona notte, punto. I servizi sono in comune con tutto il resto del condominio. L'immagine della miniera che non ho mai visto è il volto stanco di mio padre quando tornava la mattina presto. Le gallerie dove ha imparato a tacere sono forse come le rughe austere che gli disegnavano la fronte. Il suono della miniera nella quale non sono mai entrato è il silenzio degli occhi scuri con cui mio padre mi parlava. Il suo odore è il profumo dei panni turchini che abbiamo respirato per crescere. La vita nella miniera è il minatore. Uno dei tanti, in un giorno immortalati nell'oro i suoi 35 anni, poi dimenticato per sempre. Dopo tanti anni ho ancora un ricordo nel cassetto, un pezzo di pirita che gli carezzò il mento. A qualche centinaio di metri di profondità, la perforatrice ad aria compressa ha sostituito il piccone per strappare alla terra il minerale senza frantumarlo eccessivamente. Il lavoro procede con ritmo serrato. Il minerale grezzo è trasportato alla laveria. Montevecchio è oggi un museo a cielo aperto, testimonianza di un'intensa attività mineraria che per oltre 150 anni è stata protagonista assoluta della vita e dell'economia di questo territorio. Ma custodisce anche la voce, l'anima e la memoria delle migliaia di bambini e ragazzi, donne e uomini che qui hanno vissuto e lavorato in condizioni durissime, inseguendo il sogno di una vita migliore.